L'assassinio dei 2 agenti in questura a Trieste, ieri tra i presenti anche un poliziotto veneziano del sindacato di polizia UGL, Mauro Armelao, il racconto di quei drammatici minuti. Per la prima volta associazioni mestrine veneziane stringono un patto di collaborazione per promuovere il referendum di creazione di 2 comuni distinti. E invece contro la separazione la nuova lista civica alle città composta da ex assessori della giunta Orsoni appoggerà il sindaco Brugnaro alle prossime comunali 2020. Arrestato questa mattina a Venezia dove si trovava in vacanza, boss del cartello, un 50enne romano da tempo ricercato su di lui un mandato di cattura internazionale. In casa a Mestre un supermercato della droga per rifornire tutto il nord-est, 2 sudamericani in manette, 32 anni lei, 17 lui, entrambi incensurati e regolari sul territorio. Flash mob davanti alle gallerie dell'Accademia perché l'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci non si è esposto a Parigi. L'opera è molto fragile, dicono. Dopo la partita di calcio solidale, i giornalisti di TV Pressing moltiplicano le iniziative a sostegno della Banca degli Occhi con la cena solidale a Borbiago di Mira martedì prossimo. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano, lo avete sentito anche dai nostri titoli, la tragedia ieri sera a Trieste con la sparatoria in questura costata la vita a 2 giovani agenti, ferito un terzo poliziotto. A sparare un dominicano che soffrirebbe di disturbi psichici. Proprio al momento del dramma si trovava sul luogo il vice segretario nazionale del sindacato di polizia UGL, il veneziano Mauro Armelao, che dovrebbe essere in collegamento con noi proprio da Trieste. Buonasera Armelao. Pronto? Mi sente, Armelao? Abbiamo un problema, cerchiamo di ripristinare il collegamento telefonico con Mauro Armelao. Intanto andiamo avanti, parliamo del referendum per la separazione di Venezia e Mestre, perché è la prima volta che le associazioni mestrine e veneziane stringono un patto di collaborazione così stretto. Lo hanno fatto oggi a Mestre per promuovere il referendum di creazione di 2 distinti comuni. Associazioni di Venezia e Mestre unite per la prima volta e come non mai, unite da un referendum che, affermano, non è di separazione o di distruzione, ma al contrario di creazione di 2 comuni che offriranno maggiori servizi ai propri cittadini, continuando a dialogare in stretto contatto anche e soprattutto nell'ambito della città metropolitana. Mestre Mia, Gruppo 25 Aprile, Muoversi, Mestre e Venezia, 2 grandi città, sono associazioni che uniscono migliaia di persone sulle 2 sponde del Ponte della Libertà. Molti mi chiedono, mi fanno delle domande e mi dicono: ma come fate voi a intercettare il sentimento di tantissimi cittadini che ci scrivono, che vengono ai nostri eventi culturali, proprio perché abbiamo questa inclinazione a sentire la voce di ognuno e non è una cosa facile. Questa è l'ultima spiaggia per Venezia? Assolutamente sì. Per Mestre? Rispondo anche alla domanda in maniera provocatoria. Il sindaco di Venezia al momento è come un marito che volesse soddisfare 2 mogli, che fisicamente sono distanti e corre di qua e di là per cercare di soddisfare entrambe. Non ci riesce, ma non perché non sia bravo, è perché sarà sempre un sindaco part-time. Mestre merita il suo sindaco e Venezia merita il suo. Sul banco degli imputati c'è la classe politica perlomeno degli ultimi 20 anni. Venezia è diventata un parco giochi per turisti sempre più svuotata di abitanti. Mestre, una delle grandi città del Veneto, è invece, nonostante le sue potenzialità, nemmeno in grado di reggere il paragone con le vicine Padova e Treviso. Se siamo al 5° referendum, il primo con la città metropolitana, vuol dire che la politica ha fallito, ma ha fallito sia a Mestre e a Venezia, ma ha fallito anche a livello di municipalità che non contano nulla, sono state svuotate di poteri, non c'è la rappresentatività dei cittadini. Se la cittadinanza e le associazioni culturali si muovono e dicono sì con forza, vuol dire che c'è un problema. A Mestre si pagherebbe meno di
tassa sui rifiuti, meno imposizione sugli immobili, perché ci sarebbe una revisione degli estimi catastali, quindi un risparmio pro capite di svariate migliaia di euro all'anno, questo non è poco. Dopodiché bisogna dare anche una rappresentanza politica a Venezia, che attualmente non è rappresentata in nessuno degli enti che la governano, ed è ovviamente la suddivisione del comune la premessa per avere uno statuto speciale. E siamo in grado di collegarci adesso con Mauro Armelao, vice segretario nazionale dell'UGL, ieri a Trieste, proprio nei drammatici minuti della sparatoria in questura. Buonasera Armelao. Pronto? Mi sente? Mi sente Armelao? Niente, sembra proprio che non riusciamo a collegarci con Mauro Armelao per sapere dalla sua voce il racconto di quei minuti. Lui era proprio presente lì in questura Trieste. Andiamo avanti, tentiamo di ricollegarci con lui. Continuiamo a parlare di referendum, perché non sono ancora molte le prese di posizioni ufficiali nel mondo politico veneziano sul referendum per la separazione tra i due comuni, ma è nato un fronte bipartisan per il sì, che organizzerà incontri in entrambe le città. Si chiama Le Città, è la nuova civica nata in vista delle prossime elezioni comunali 2020. Civica che in sostanza si dice contraria alla separazione tra Mestre e Venezia, come anticipa l'ex assessore della Giunta Orsoni, con un lungo curriculum alle spalle, Antonio Paruzzolo. Questa civica è una civica inclusiva, è una civica che unisce e non divide. È una civica che cerca di lavorare sulla complessità mettendola assieme e gestendola, piuttosto che cercare soluzioni facili che sembrano di primo acchito essere la soluzione del problema, ma probabilmente creano un problema più grande. Ed è lui il creatore della nuova civica, il moderato Roberto Pancera, anche lui ex assessore della Giunta Orsoni, nello specifico con delega al turismo. In appoggio a Brugnaro è la sinistra del centrodestra Fucina di Nuove Idee, dice. Recentemente il sindaco Brugnaro ha fatto una scelta relativamente al commercio delle aree del centro di Venezia, Rialto e San Marco. Questa metodologia amministrativa deve essere ampliata e sviluppata un po' per tutte le città. Le nostre città sono diverse, hanno bisogno di ricette amministrative diverse, ma questo deve essere la vera sfida, tenere unita questa grande e straordinaria città di Venezia e tutte le altre città che compongono il comune di Venezia, tenerle unite in un unico progetto amministrativo. Nella civica, presentata alla stampa nelle scorse ore, anche il commercialista veneziano Federico Lisola. È un'imprenditrice, la vicepresidente dell'Associazione Veneziana Albergatori. Il turismo è sempre più in via di sviluppo, ecco che serve un piano per regolare i flussi, servono strategie e decentralizzazione anche degli eventi, quindi il mio supporto sarà per la maggior parte su questo evento. Che io poi sia una donna, beh insomma, una marcia in più. Il servizio che avete appena visto faceva riferimento alle grandi manovre verso le elezioni comunali del 2020, con la presentazione alla stampa di una nuova civica in appoggio a Brugnaro. Si chiama appunto, come avete visto, Le Città, e ne fanno parte due ex assessori della Giunta Orsoni. Siamo adesso alla cronaca. Era stato questa mattina a Venezia, dove si trovava in vacanza un boss cinquantenne romano. Era a capo del cartello del narcotraffico tra gli USA e il Messico, su di lui un mandato di cattura internazionale. Questa mattina il boss cinquantenne romano è stato arrestato dai poliziotti della questura di Venezia. Lo hanno stanato proprio in un hotel del centro storico lagunare, dove si trovava in vacanza. L'arresto dopo aver battuto a tappeto le strutture ricettive della città. Il narcotrafficante destinatario del mandato di cattura internazionale ai fini di estradizione emesso dalle autorità statunitensi su richiesta della Drug Enforcement Administration. Oltre al traffico di stupefacenti è accusato anche di riciclaggio. Avrebbe infatti riciclato centinaia di migliaia di dollari, provento del narcotraffico del cartello. Perquisito e tratto in arresto, si trova ora nel carcere di Santa Maria Maggiore, a disposizione dell'autorità giudiziaria.
Ha per fortuna un lieto fine la storia dell'auto bruciata del mestrino di 30 anni ritrovata nella notte nel Bellunese. Poche ore fa si sono presentati alla stazione dei Carabinieri conducente e trasportato dell'Audi bruciata, dicendo che avrebbero passato la notte in un albergo della zona e di non aver avvertito nessuno perché non si erano fatti nulla. Da qui la decisione di entrambi di abbandonare l'auto bruciata ed incendiata con i vari pezzi sulla strada parcheggiata in contromano. Non si capisce ancora come la vettura possa aver preso fuoco, fatto per il quale non è escluso i due possano essere anche sanzionati. L'incidente era avvenuto lungo la strada di Listolade nella frazione di Taibon a Gordino, come detto nel Bellunese. Ancora cronaca, andiamo però a Mestre con la scoperta di un ipermarket dello spaccio in casa, in manette i due pusher sudamericani. In casa è rinvenuta droga per un valore di varie migliaia di euro. Lei, 32 anni, originaria del Costa Rica, si accompagnava stabilmente con un giovanissimo lui, 17 anni, brasiliano. La strana coppia, residente in un appartamento di via Circonvallazione a Mestre, da tempo era tenuta sotto controllo dai militari dell'Arma del Nucleo Operativo Radiomobile di Mestre, e non a caso. Troppo sospetti infatti i loro frequenti via vai lungo via Piave e dintorni. Da qui la scoperta. La loro casa era un vero e proprio ipermarket della droga. Nel blitz di ieri i carabinieri con i cani antidroga della polizia locale di Venezia hanno trovato di tutto un po'. Cocaina, ecstasy, hashish, marijuana, polvere di MDMA e molto altro. I due pusher detenevano un'ampia offerta di droga non solo per le richieste del quartiere, ma anche per le diramazioni in tutto il nord-est. I due ora si trovano in arresto, il 17enne a Treviso nella casa di reclusione per minorenni, mentre la 32enne domiciliari è in attesa della direttissima. I carabinieri hanno denunciato un 29enne tunisino residente a Mestre, un giovane tunisino di 27 anni e un senegalese di 40, sorpresi in circostanze sospette nelle zone di Campo Santa Margherita e Ponte di Rialto a Venezia. I tre, alla vista dei carabinieri, hanno provato a dileguarsi tra i passanti, immediatamente bloccati. All'atto del controllo sono stati trovati in possesso di diversi involucri di sostanze stupefacenti, di cocaina, marijuana e hashish. La sostanza stupefacente sequestrata, pronta ad essere immessa nelle piazze di spaccio della città di Venezia, avrebbe permesso un guadagno intorno ai 1.000 euro. Lasciamo la cronaca. Quale destinazione per gli edifici pubblici nell'area dell'ex Umberto I a Mestre e più in generale come l'area sarà integrata dal punto di vista viario al resto della città? Sono alcuni degli interrogativi che si è posto in assemblea pubblica il comitato ex Umberto I del bene comune. Non abbiamo il servizio, allora continuiamo per vedere il flash mob davanti alle gallerie dell'Accademia Venezia, perché l'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci non sia esposto a Parigi. L'opera, spiegano i manifestanti, è molto fragile e non dovrebbe essere mossa da Venezia. Il motto "Mino vado via" per una volta non si riferisce ai tre residenti che quotidianamente abbandonano Venezia, ma alla partenza di un veneziano di adozione tra i più illustri, l'uomo vitruviano, una delle opere più conosciute di Leonardo da Vinci e probabilmente dell'intera storia dell'arte, andrà in prestito al Louvre per alcune settimane in una mostra allestita a mezzo millennio dalla scomparsa del suo autore, una scelta che ha generato più di una perplessità a Venezia e non solo. Allora, con lo slogan "Mino vado via" si rimarca una radice che per noi è profonda, importante, c'è un legame con questa città. I veneziani sono orgogliosi, sono uniti alle loro opere e quindi questa non sarà una vicenda semplice, lascia una cicatrice scoperta. Una cicatrice che si rimarginerà tra 10 anni. L'uomo vitruviano è talmente delicato da poter essere esposto solo per 3 mesi ogni 5 anni, 3 mesi che si erano appena conclusi alle gallerie dell'Accademia e che quindi dopo Parigi raddoppieranno la sua messa a riposo in uno spazio dedicato al buio e con controllo di umidità costante. La nostra ha reso noto che sta per avviare un ricorso al TAR, forte di 3 perizie che secondo l'associazione confermano il grave stato di salute del disegno e i rischi legati alla sua esposizione prolungata alla luce. Davanti all'Accademia manifestano cittadini, attivisti di Italia Nostra e del gruppo 25 Aprile. Per tutta la vita ci hanno detto che era un'opera che era molto delicata, non poteva essere esposta, doveva essere protetta, e adesso, dopo che è stata esposta, va via
per un'altra esposizione in un luogo super affollato, per cui non la vedremo per quanto tempo? Qui pare che chiunque venga da fuori, che abbia delle mire economiche o comunque chi voglia farsi un bel nome o chi voglia costruirsi un'immagine, soprattutto un'immagine, Venezia viene usata proprio per questo motivo, perché Venezia è diventata un brand. Se si devono fare mostre eccetera, si facciano delle fotocopie, si facciano dei lavori, ormai siano estremamente precisi, ma le opere devono restare nel luogo stabile dove la gente possa usufruire. Ho avuto una telefonata io e l'uomo di Vitruvio, mi ha detto che assolutamente non vuole andare via e noi cerchiamo di accontentarlo. Perché non vuole andare via? Perché è stanco, è un po' fragile e quindi preferisce stare qui. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. Il problema dell'acqua alta è sentito non solo in centro storico ma anche nelle piccole isole della laguna. Sono stati ultimati in questi giorni a Pellestrina e San Pietro in Volta i lavori di collaudo delle pompe di sollevamento. I circa 3.500 residenti di Pellestrina e San Pietro in Volta possono tirare un bel sospiro di sollievo. In caso di alta marea, nei prossimi mesi, le loro abitazioni rimarranno all'asciutto. Se al Lido non si ride per le conseguenze del maltempo, l'altra isola della municipalità dovrebbe poter dormire sonni tranquilli. In questi giorni, infatti, si sono conclusi con successo i lavori di collaudo degli impianti di rilancio delle cosiddette stazioni di sollevamento di Pellestrina a seguito degli importanti interventi di manutenzione eseguiti nel corso dell'estate. Così dovrebbe funzionare il sistema fognario e le pompe idrauliche in caso di acqua alta, un investimento di 1 milione di euro per dare attuazione al rifacimento e alla sostituzione dove necessario delle parti elettriche, elettromeccaniche, di valvole e pompe idrauliche per consentire il corretto funzionamento dell'intero sistema fognario, come ha spiegato il consigliere delegato alle isole Alessandro Scarpa Marta. In questi giorni si sono conclusi i lavori di collaudo per quanto riguarda le pompe idrauliche e le 4 stazioni di sollevamento nell'isola di Pellestrina e San Pietro in Volta. I lavori sono stati eseguiti da Insula, che ha fatto i lavori con uno stanziamento da parte del Comune di Venezia di 1 milione di euro. In questo modo appunto sono state cambiate le pompe idrauliche, e le tubazioni in acciaio e tutta quanta la parte elettrica. Secondo Scarpa si tratta di un intervento mai fatto prima nelle legislature precedenti, almeno così capillarmente, con un chiaro obiettivo: garantire più sicurezza per i cittadini che ci vivono. Questo grazie appunto a una delibera di giunta della Giunta Comunale di Venezia, e quindi in questo modo i cittadini e le persone che ci vivono possono vivere in modo più decoroso e in sicurezza. Ora si attende la messa in funzionamento effettiva alla prima reale emergenza prima di poter cantare vittoria, ma le premesse dopo l'intervento di Insula sono buone. E forse siamo in grado, speriamo, di avere al telefono Mauro Armelao, vice segretario nazionale dell'UGL, ieri a Trieste nei drammatici momenti della sparatoria. Armelao, mi sente? Pronto? Armelao, mi sente? Noi sentiamo un rumore di sottofondo. Armelao, mi sente? Niente, continua a cadere la linea, purtroppo stasera va così. Fa cifra tonda la partita dei giornalisti di TV Pressing, cambiamo completamente argomento, in campo per sostenere la fondazione della Banca degli Occhi. Circa 200 presenti per una partita di calcio a ingresso libero che ha prodotto un incasso di circa 1.000 euro, ma è solo la prima tranche, visto che da una serata con amici e sponsor che si terrà il prossimo 15 ottobre, martedì, a Borbiago di Mira, si conta di dare molta più sostanza alla raccolta economica a favore della fondazione della Banca degli Occhi del Veneto, a Mestre, che, lo ricordiamo, è la prima banca degli occhi in Europa per numero di cornee raccolte e distribuite.
Grazie alla grande sensibilità di tante famiglie e al lavoro di moltissimi operatori, raccoglie ogni anno oltre 4.000 tessuti oculari. La partita giornalisti di TV Pressing con la squadra dell'Ordine degli Ingegneri ha avuto inizio con un minuto di silenzio per ricordare Pierluigi Tamburrini, il collega giornalista prematuramente scomparso per le conseguenze di un incidente stradale. A dare il calcio d'inizio Michele Serena, già giocatore di Serie A di calcio e ora allenatore, e con lui Giovanni Toniolo, campione del mondo Under 21 di canoa. Con TV Pressing ha preso parte all'incontro anche il sindaco di Mira, Marco Dori. Al di là dell'aspetto economico, grande soddisfazione da parte del direttore di Banca degli Occhi, il dottor Diego Ponzin, e di tutto lo staff per la visibilità che è stata data alla Fondazione e alla necessità di non far calare il silenzio sulla raccolta fondi dopo il grave furto subito nel marzo scorso. Record di ascolti ieri sera per la puntata di 40, la nostra trasmissione che ripercorre i fatti principali della nostra storia attraverso le immagini dell'archivio di Antenna 3, puntata quella di ieri dedicata ai 40 anni della Chiesa Trevigiana attraverso le immagini storiche ed esclusive della nostra emittente, dalla visita di Papa Wojtyla ai vescovi che si sono succeduti in questi anni. Quasi 110.000 persone hanno seguito la prima serata di Antenna 3 dedicata alla vigilia dell'arrivo del nuovo vescovo di Treviso domani, e domani Antenna 3 seguirà con una lunga diretta a partire dalle 14 l'arrivo del nuovo vescovo, tutto il percorso da Pederobba fino al capoluogo dove Monsignor Tomasi celebrerà la Santa Messa, collegamenti in diretta lungo il percorso e poi ospiti in studio per commentare questa giornata importante per la città di Treviso. Con questa notizia si chiude questa edizione dei nostri telegiornali, adesso previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buona serata. Benvenuti al Meteo. La prima domenica di ottobre trascorrerà all'insegna di un tempo sostanzialmente buono sul nostro territorio, ma vediamo il dettaglio del 6 ottobre. Sul Veneto condizioni di tempo asciutto e stabile, al mattino ampio soleggiamento, con il passare delle ore la nuvolosità sarà in aumento, il cielo risulterà a tratti anche coperto, ma non sono previste precipitazioni. Temperature in ulteriore diminuzione, minime tra 8 e 14 gradi, massime tra i 14 e i 17 gradi. E anche sul Friuli Venezia Giulia avremo una mattinata soleggiata, poi più nubi un po' dappertutto, tuttavia senza piogge degne di nota. Temperature in lieve calo, minime tra 9 e 14 gradi, massime oscillanti invece tra i 17 e i 18 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove la prima parte della giornata sarà con il sole, poi cielo via via più nuvoloso, anche con qualche temporale sui settori settentrionali, vedete. Temperature minime sui 10 gradi, massime sui 19 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento, arrivederci.